Ex caserma Piave, dopo i ragazzi di ZTL, domenica arrivano i cittadini, o almeno quelli che risponderanno alla chiamata del sindaco Manildo per ripulire e sgomberare la struttura a 2 passi da Porta Santi 40. Continuazione di questo nuovo modo di voler rigenerare gli ambienti, che è una progettazione partecipata ed è proprio una comunità che si riappropria pulendo un posto e rendendolo più fruibile. Un'iniziativa contestata da chi ritiene tutta la struttura inagibile e pericolosa, con tanto di certificazioni da parte dell'USL. L'ULSA è all'interno del tavolo della progettazione partecipata, come è all'interno della progettazione partecipata lo UAV con i suoi architetti. È una modalità innovativa e spesso le modalità innovative non vengono comprese o vengono criticate con una mentalità un po' vecchia. Ecco, noi stiamo guardando al futuro. E il futuro dell'ex Piave, secondo il sindaco, sarà di laboratori in collaborazione con l'università, accanto a spazi comuni gestiti comunque da più soggetti. Un futuro diverso rispetto a quanto si aspetta il collettivo ZTL, che dall'autunno scorso occupa l'intera struttura. Nelle pulizie c'è chi spera o pensa che spazzerete via anche ZTL da là dentro. La battuta è carina, ma diciamo che la progettazione partecipata è un po' tutto. Uno quando mangia una torta non pensa se ha mangiato solo la vaniglia, se la mangia. Quindi la progettazione partecipata è un tutto dove all'interno c'è la ZTL, però mangiamoci la torta tutta intera, non pensiamo a un ingrediente solo.